Salve a tutti amici di Antedecos, oggi ci troviamo in una casa molto particolare. Allora, è diroccata, perché non si può dire di no, ora ve la farò vedere. Unica cosa è che è collegata in qualche maniera alla mia famiglia. E mi ha detto qualche ricordo mia mamma di quando veniva a trovare la signora che abitava qui, che era cieca. E questa casa è abbandonata da non so quanto tempo. Vabbè, era abitata da una signora cieca, cieca nel senso che non si vedeva, che non era italiana, e con suo marito. E venivano qua a bere un bicchierino di vino, salutare. Ecco, adesso la casa è in completo stato di abbandono. Bene, e faremo qualche domanda, metteremo qualche strumento. Io ho portato le ref, le palline e vedremo se ci sarà anche qualche VP. Mi raccomando di iscrivervi al canale, mettere mi piace e ditemi cosa ne pensate nei commenti. Allora, come vedete la casa è diroccata, non si potrà neanche andare al piano di sopra ovviamente. Ho messo le ref, qua sopra questa televisione abbandonata. Ci sono anche delle case lì, speriamo non pensino questo è un pazzo che viene qua. Qua ci sono ancora resti di quello che era la casa, un forno, un calorifero, sedie, varie cose, tutte crollate, tutte... Allora, e allora, e allora, e allora, e ogni tanto passa anche gente in bicicletta, vedete? Allora, io so che qui viveva una signora di nome Ida. Se c'è ancora la sua presenza, ho uno strumento qui con la luce verde, puoi farlo illuminare, puoi prendere energia da questo e farmi capire che sei qui. Io sono un tuo parente, sono suo figlio di... Se ancora sei qui, sono venuto a trovarti. Proviamo questa interazione su un posto dove ha vissuto qualcuno che era mio parente. E ogni tanto guardo indietro, se la pallina si illumina. Vero, non te l'ho detto, chiunque ci sia qui, c'è anche una pallina lì che se la tocchi la fai muovere o almeno ci provi, si illumina. Io sto anche registrando l'audio, quindi se c'è qualcuno puoi farlo anche, puoi anche parlare. Appena sentito qualcosa di strano, ma sono un po' di piante, ci sono anche gli animali. L'RF non dà segno di vita. Strano che l'unica cosa che sia rimasto qua dentro è proprio quella televisione lì. Io sto qua a riparo di gente che mi possa vedere. È rimasta ancora qui, in questa casa. Questo, 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 questo sarà anche un rudere, ma come mi ha insegnato il buon Fabio del gruppo Iena, anche nei ruderi si possono trovare sorprese. Vedi il campo 146. Tra l'altro, chicca, che non vi ho detto, dall'altra parte della strada c'è questa villa qua, che se ve la ricordate è dove ho fatto l'indagine con l'iscritta, con la Lisa, la villa lungo la strada. Ecco, lì esattamente c'è la villa.
cioè l'indagine si estende solo a questo piccolo spazietto qua di entrata, perché nelle altre stanze è tutto crollato, quindi non c'è nulla. Se ci sei, riesci a far illuminare questa pallina, basta toccarla un attimo. Non occorre che tu proprio usi tutte le energie per me, basta che la tocchi. Dopo, se me la vuoi spostare, se riesci, ben venga. È anche vero che magari, essendo cieca, non vede la pallina. Mi è venuto in mente adesso. Allora, segui la mia voce. La pallina è esattamente dove c'è la mia voce, se riesci a sentirmi. Prova a spostare qualcosa qui in zona e illuminare la pallina. È esattamente dove faccio io così col piede. Poi non so se una persona quando muore gli acquista la vista o no. Facciamo così, visto che non posso controllare tutte e due le cose nel medesimo momento, metto la pallina qua sul televisore. Anzi, per terra, perché sennò c'è un televisore per terra, poco distante da me c'è una pallina. Allora, non vorrei che fosse il vento, ma si è mosso l'RF. Adesso provo a controllare e credo anche di averlo ripreso. Sì, è il vento. C'è un silenzio. Io non volevo non mi sono portato lo zoom perché, come nel video della villa che è dall'altra parte della strada, si sentiva troppo le macchine. Però c'è stranamente molto silenzio, quindi potevo portarmi anche lo zoom. Intanto sia pallina che RF non stanno dando riscontri. Io farei affidamento a eventuali ODT. E la pallina si è accesa. Brava. Hai acceso la pallina. È proprio lì. Se sei riuscita a beccarla, puoi farla illuminare di nuovo, per favore? E magari far illuminare lo strumento che è proprio là vicino. Ha una lucetta e se ci passi vicino si illumina. È un modo per capire che sto interagendo con qualcuno, che ci sei. Non perché ti faccia del male, serve solo a me per capire, perché io di mio non riesco a vedervi se c'è qualcuno. Sono strumenti tecnologici che mi permettono di far sì che possa capire che ci siete, capito? Nulla più. Tra poco crollerà anche
questo soffitto qua. Siamo qua da 17 minuti, anche di più. Vorrei tanto sapere se c'è qualcuno qui. Però, visto che la pallina si è illuminata e diamola per vera, dando per vero questo fenomeno, che la pallina sia veritiera, se è così, vuol dire che c'è qualcuno qui. Me lo potete confermare in qualche modo? Io più silenzio così non riesco a farlo. Qui c'è un resto di una maglietta. Andiamo sopra. Riesco a sbirciare. Non c'è niente. Questa stanza qua, non ho mai aperto la porta. Una stanza in cui tutto è crollato. Non sono un ladro, sono solo qualcuno curioso di questa casa che vuole parlare con chi ci abita, se ci abita ancora qualcuno. Io ora me ne andrò, potete farmi un cenno di saluto? Per favore? Fate illuminare uno di quei strumenti per salutarmi? Così me ne vado per la mia strada, me ne torno a casa mia e riserverò ricordo di voi. Se fate illuminare uno di questi strumenti o se mi date un segno, sarò ben felice di accettarlo come saluto. Va bene, io vi saluto. È stato un piacere che comunque un segnale tu me l'abbia dato. Vedremo poi in fase di analisi se c'è qualche voce. E niente. Un saluto a tutti. Allora, l'indagine finisce qui. C'è stato un riscontro, ovvero la pallina che si è illuminata. E non so se definirlo vero riscontro oppure no. L'RF non si è illuminato per niente e vedremo dalla parte audio se ne è scaturito qualcosa.
voi l'avrete già visto, perché se state sentendo queste parole voi avete già visto il video e sapete già se c'è qualcosa. Bene, io vi saluto, vi do un abbraccio, scrivetemi nei commenti cosa pensate di questa indagine, iscrivetevi al canale, mettete mi piace se vi è piaciuto e noi ci vediamo alla prossima indagine. Ciao!